che mi fa male il cuore quando mi fai sti cose, mai precisa un appuntamento, non mantiene una parola, mai, mai, mai. E per amore io non parlo mai, ma son che sempre zitto, ma stata corto pure bene più grande, come l'acqua si può asciutta, all'improvviso è fornì. Amore, e sto telefono fa sempre tu, sempre che vado giuro non ci faccio più, non si compagno dove stai sempre a parlare e non ti posso mai chiamare, perché il telefono fa sempre tu, e resta solo perché tu non scendi. Qualcuno mi fa scema, hai tornato che ancora, ma poi a camera per ora, tu ti torni a cominciare, e sto telefono fa sempre tu, notte mattina a mezzanotte, e non ti dà troppo sta cosa, se poi si spezza e poi fornisce, a pacchia io te lascio sola, e poi non ti perdono mai, 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 e per amore io non parlo mai, ma son che sempre zitto, ma stata corto pure bene più grande, come l'acqua si può asciutta, all'improvviso è fornì. Amore, e sto telefono fa sempre tu, sempre che vado giuro non ci faccio più, così compagno dove stai sempre a parlare e non ti posso mai chiamare, perché il telefono fa sempre tu, e resta solo perché tu non scendi più, qualcuno mi fa scema, hai tornato che ancora, ma poi a camera per ora, tu ti torni a cominciare, e sto telefono fa sempre tu, notte mattina a mezzanotte. Perché il telefono fa sempre tu, e resta solo perché tu non scendi più, qualcuno mi fa scema, hai tornato che ancora, ma poi a camera per ora, tu ti torni a cominciare, e sto telefono fa sempre tu, notte mattina a mezzanotte. Pronto? Ma vaffanculo, va. Ben trovati, aiutami amore mio, dove siamo? Nella camera centrale o qui mi sono persa, eccoci qua. Ciao amici, siamo tornati, o perlomeno sono tornata anch'io, visto che il mio collega Gioacchino Stassi è già rientrato per questa fine anno, ma comunque ci stiamo preparando per il nuovo anno 2024. Questa sera invece sono qui e starò in vostra compagnia per 60 minuti belli pieni di musica. Perché siamo qui? Perché questa sera terremo a battesimo il primo lavoro discografico di un giovanissimo che già avete avuto modo di vedere alle mie spalle. Adesso lo chiamerò. Intanto voglio salutare i nostri amici belli di Bella, e da tanto che non ci vedevamo sono veramente contenta di stare qui insieme a voi. Voglio salutare tutto lo staff di Bella Radio TV, Sonny, Franco, Milena e Mary, un bacino grande, e voglio
voglio salutare tutti i nostri amici ascoltatori che ci seguono come sempre tramite la radio sui 103.7, va bene? Un bacio a tutti da Laura Bologna, rimanete sintonizzati insieme a noi perché questa sera veramente tanta buona musica, soprattutto in compagnia di tanti giovani, va bene, tanti, saremo 2 o 3, ma tutti giovani che stasera proporranno la loro musica. Per come vi avevo detto poco fa, questa sera sono in compagnia di questo giovane bellissimo che vedete alle mie spalle, lo chiamo con un applauso Gaetano Infantino. Vieni qua Gaetano, benvenuto al mio fianco. Buonasera. Ciao Gaetano, come stai? Bene, bene. È una montagna ragazzi, un gigante giovane, piccolino. Quanti anni hai Gaetano? 16 anni ragazzi, è piccolissimo e da circa un anno ha intrapreso questo cammino con noi, con la Flash Music. È venuto a trovarci l'anno scorso, credo di questi tempi, Sì. e ha realizzato il suo primo singolo, che credo sia questo che abbiamo visto tutto, sì. in sigla, questo brano troppo simpatico che assolutamente dovete ascoltare, e se vi fa piacere anche condividere o telefono fatto tu. Avete visto questo video troppo simpatico in sigla e più tardi l'ascolteremo di nuovo cantato qui in studio da Gaetano. Allora Gaetano, dici un po'. Tu non sei palermitano, vieni da... Io vengo da Gela. Viene da Gela e stasera è in compagnia nostra qui allo studio di Palermo di Bella Radio TV. È venuto a fare questo special per presentare il suo primo lavoro discografico, che lì lo prendiamo. Prendilo, vediamo se riusciamo a fare un primo piano, altrimenti ve lo faccio vedere io, mi avvicino qua, eccolo qua. A posto, ci pensa Ignazio. Questo è il suo primo lavoro discografico che si chiama Esplosione d'amore, penso perché sia un CD dedicato tutto interamente all'amore. Ecco qua, e ci sono 7-8 brani, 8 brani, tutti scritti quasi dal maestro Gianni Luna, tranne uno che è di Nicola Mattesi e uno che è scritto da Fabio Ligreci, che è il nostro videomaker. Salutiamo, ciao Fabio. E intanto adesso ascolteremo alcuni di questi brani e poi faremo una pausa comunque con gli ospiti che Gaetano questa sera ha portato qui nel suo special. Ecco, qui ci stiamo avvicinando. Fermo, Ignazio sta preparando questo primo piano. Ci siamo pronti? Via, eccolo qua. Esplosione d'amore, vediamo se si vede un po'. Eccolo qui. È il primo lavoro discografico di Gaetano Infantino. Se vi fa piacere potete acquistarlo e potete ascoltare la musica di Gaetano Infantino come e dove? Su YouTube nel nostro canale Flash Music Channel 1. Va bene, detto questo io direi subito, vuoi fare qualche saluto? Sì, vorrei salutare Emily da Ciao Reggio, Emily. Sì? e Pietro Todaro e tutti gli amici che mi ascoltano, i miei parenti, i miei zii, mia nonna. Che penso questa sera saranno in tanti lì, Sì, pieni di sì. adrenalina a vedere questo programma. Ovviamente d'augurio per questo lavoro discografico meraviglioso che stiamo per scoprire. Intanto mandiamo subito il secondo brano, perché il primo l'abbiamo già visto in sigla, che era O telefono fatto tu, però lo riascolteremo anche dopo. E intanto il secondo brano, che è So asciutto pazzo per te, scritto dal maestro Gianni Luna, ce lo canta il nostro Gaetano Infantino. Prego. Nel mio cuore un solo nome, un solo amore, sempre innamorata di te. Cuore nel cuore, insieme assai più forte, non ci fa paura niente, e mano tante, mano meglio volare, mi stelle fuori senti amore. Sono asciutto pazzo per te, da capo per te, 100.000 innamorato sei te. Sono asciutto pazzo per te, sei asciutto pazzo per
stiamo insieme e che vogliamo restare. Se faccio cada così, se faccio ricere sì, a segno di forte senza celanza. Che cosa è successo? Abbiamo sentito questa risata in sottofondo, dai che ci sta. Stavo guardando questo video, i colori del video, le scene veramente belle, fatte da Fabio Di Greci, sì, giusto? Fabio, sei stato bravissimo. Poi questa spiaggia meravigliosa che ci offre la nostra bella Palermo, la spiaggia di Vergine Maria. Ragazzi, se non la conoscete assolutamente dovete venire a vederla, perché è un mare stupendo, comunque è un posto bellissimo, una spiaggia che adoro. Ragazzi, dovete venire assolutamente. Allora, sono asciutto pazzo per te. Bello questo brano, mi è piaciuto. D'altronde è scritto, dico, dal maestro Gianni Luna. Non so se mi spiego, ragazzi, più di 30 anni di esperienza. Diamo al Cesare quel che è di Cesare. E intanto abbiamo qui un altro brano che si chiama Non Maggio Perse Niente, che è stato scritto sempre dal maestro Gianni Luna, che noi adesso ascolteremo. Sì, dimmi amore. Ci stringiamo, vieni qua Gaetano, così, così, perfetto. Allora, stavo dicendo Non Maggio Perse Niente, scritto dal maestro Gianni Luna, che adesso noi ascolteremo e poi parleremo insieme, commenteremo un po' questo brano insieme a Gaetano. Intanto vediamo se Gaetano vuole dire qualcosa o vuole dedicarlo a qualcuno in particolar modo. No, non a nessuno in particolar modo, però invito agli spettatori di guardarlo su YouTube, condividere, commentare, perché leggo tutti alla fine su YouTube. Diciamo, ho parlato con mamma e papà dietro le quinte perché guardavo questo video che è andato in onda, che era bellissimo, e io ho chiesto se tu avessi già realizzato tutti i video musicali. Praticamente sì, manca solo un video. Sì, manca solo un video. Dell'ultimo brano? Sì. Che lo farai penso a breve? Penso di sì, realizzerete di farlo a breve questo video. Sì. Allora ragazzi, quindi parliamo di 8 brani inediti, di 8 video musicali che assolutamente dovete andare a guardare ed ascoltare, e se vi fa piacere anche condividere, così diamo una mano ai nostri giovani a crescere, va bene? Perché voi sapete, i giovani sono la promessa per il futuro. E intanto lascio ancora spazio a Gaetano Infantino, che ci farà ascoltare questo brano magico che si chiama Non Maggio Perse Niente. Gaetano Infantino, prego. Grazie. Sempre sincera, bella guaglione, e tu me niente capito. La prima attrice si state, che sta amore sbagliato, solamente per te. Ha girato il suo cuore e mi è venuto in parola. E lì là che puoi giocare per fare sta lancare. Ma non mangio per silenzio, tu sta amore non lo sento, sì che fatto così. Pure se ti voglio bene, 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 stai e meglio a te la ma non mangio per silenzio, tu sto cuore non lo sento, sì che ti può parlare. E mi fai solo male, 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 sai non ci pensi, a volte posso che morire. Rimma, ragione sbagliata, ma tu non fai niente, stai zitto, e penso che forse è meglio a perdere a te. Era tu guarda si bello con chi so che capille, ma si fa pesarendo. Tu mi fai solo male, bene che io ti voglio, sei consumato per te. Ha girato il suo cuore e mi è venuto in parola. E lì là che puoi giocare come basta ma non mangio per silenzio, tu sta amore non lo sento, sì che fatto così. Pure se ti voglio bene, 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 stai e me.
stretto questo cuore non lo sento, si che ti può parlare e mi fai solo male, stai non ci pensi, a volte posso che morire, dimmi ragione sbagliata, ma tu non fai niente, stai zitto e pensi che ora sei meglio a perdere a te. Per stretto questo cuore non lo sento, si che ti può parlare e mi fai solo male, stai non ci pensi, a volte posso che morire, dimmi ragione sbagliata, ma tu non fai niente, stai zitto e pensi che ora sei meglio a perdere a te. Questa storia un po' dove lui dice a posto, è finita, basta, non mi sono perso niente, va bene. Detto questo, io direi di salutare tutta la fascia, diciamo, che in questo momento vive un momento di solitudine. Noi siamo qui per regalarvi dei momenti di svago, di leggerezza, di gioia. Come sempre dico io, vi teniamo compagnia con questo giovane bellissimo e meraviglioso, con la sua voce peraltro fantastica, devo dire, per essere un giovane talento alle prime armi, ragazzi, perché vi ricordo che ha cominciato questo percorso l'anno scorso. Però io una domanda ce l'avrei per Gaetano, vorrei sapere quanti anni sono che hai scoperto di avere la passione per il canto? Forse 3, anni. Forse 3-4 anni. E quando hai capito, come hai capito di avere la passione per il canto? Perché mio padre già quando ero piccolo io mi faceva ascoltare queste canzoni, le canzoni napoletane, cioè io sono cresciuto con la musica napoletana. Con la musica napoletana. A casa mia c'era solamente musica napoletana. Come a casa mia, voi lo sapete, quelle case, quei vicoli di Napoli, anche così a casa mia era. Noi 8 figlie femmine, ragazzi, cioè siamo 8 figli, 2 maschi e 6 femmine. La mattina era come a Napoli, un risveglio bello tra la musica. Penso anche a casa tua, visto che siete 4 figli, 2 genitori amanti della musica, quindi penso che sia così, una casa gioiosa, piena di musica. Dimmi un po', il tuo primo ammiratore quindi è stato papà? Sì. Papà che ha creduto nelle capacità di Gaetano e ci ha visto, devo dire, forse più ci ha sentito bene, perché devo dire veramente una bellissima voce. Io direi di proseguire con la scaletta e ascoltare il quarto brano, che si chiama Facimmo Amore, sempre scritto dal maestro Gianni Luna, che salutiamo, è possibile che ci stia seguendo e giustamente noi lo salutiamo. Facimmo Amore, ti ricordi un po' di che cosa parla? Va bene, ma non c'è bisogno. Facimmo Amore si capisce da solo. Ascoltiamo questo meraviglioso brano, se c'è un video lo guardiamo anche. Vi raccomando sempre, cliccate e condividete. Prima di ascoltare Gaetano vi voglio ricordare che stiamo anche in diretta a Facebook, è giusto? Sulla pagina di Bella Radio TV. Se volete potete cliccare e condividere la nostra diretta, va bene, così che possiamo raggiungere più pubblico possibile. Certo. E poi vi volevo anche ricordare che lì c'è il numero WhatsApp col pallino verde e se vi fa piacere potete mandare qualche messaggino per un saluto, per una dedica, per la dedica al vostro amoroso. Noi siamo qui, li leggeremo con molto piacere. Vi lascio con la voce di Gaetano Infantino, prego. Grazie. Che bene che mi fai sento, ho respiro tu che parla, sottovoce di tuo cuore, ad unisci un amore, mai è stato importante così. Mamma mia, non sto capendo niente. Bella, tiri sui tuoi capelli,
mi fai sta male bella, come una stella rinto cielo, e sta carena bella tu, se ho desideri mio, o sono che volessi realizzare. Facciamo amore come pazzi e te, e mano tante mani mi sembra già carezza, a capo tu mi fai bene terezza, il tuo corpo provocante non mi fa pensare, che stiamo sbagliando, ci stiamo scordando, a st'amore non ci appartiene. Facciamo amore come pazzi e te, ci scordiamo tutto il mondo, esistiamo solo noi, di top God. Ma facci pazza, tu mi piaci da morire, si diversa, si più bella, se mi passo d'occhi stella, e mezze stelle ci stai tu, e non fornisci più, mi sarà fa amore insieme a te. Facciamo amore come pazzi e te, e mano tante mani mi sembra già carezza, a capo tu mi fai bene terezza, il tuo corpo provocante non mi fa pensare, che stiamo sbagliando, ci stiamo scordando, a st'amore non ci appartiene. Facciamo amore come pazzi e te, ci scordiamo tutto il mondo, esistiamo solo noi, di top God. Stiamo sbagliando, ci stiamo scordando, a st'amore non ci appartiene. Facciamo amore come pazzi e te, ci scordiamo tutto il mondo, esistiamo solo noi, di top God. Gaetano, facciamo amore, che bello questo brano gioioso, sempre ricordiamo scritto dal maestro Gianni Luna, però non abbiamo ancora detto, cioè lo abbiamo detto, però specifichiamo chi è che ha lavorato al tuo lavoro discografico, dillo tu. Ignazio Caracausi, il maestro. Ignazio Caracausi, io non lo dico al maestro se no si arrabbia, non lo vuoi detto. Allora, Ignazio Caracausi ha lavorato a questo lavoro discografico proprio tutto, cioè dall'inizio alla fine, arrangiamenti, mix e quant'altro. Ci siamo dedicati anche allo stampaggio, per chi non lo sapesse noi facciamo anche lo stampaggio del vostro CD, se siete interessati, anche se voi non aveste realizzato il vostro lavoro discografico presso la Flash Music, ma volete comunque stamparlo da noi, potete farlo contattando Ignazio Caracausi, la Flash Music, va bene. Detto questo, siamo pronti già quasi per ascoltare il quinto brano, che si chiama Sia più bella. Volevo dirti come si sentono i brani di Gianni Luna, proprio danno questo impatto che tu dici questa l'ha scritta il maestro Gianni Luna. Tu sai che lui ha scritto i più grandi successi dei più grandi artisti della musica napoletana, perché dico parliamo di un attore di un autore che comunque un autore attore diciamo la cosa è vicina, un autore che comunque ha lasciato un segno nella sua carriera artistica. Detto questo, io proporrei di ascoltare appunto questo quinto brano, sempre scritto da Gianni Luna, che si chiama Sia più bella, e lo dedichiamo ai belli di Bella. Gaetano Infantino, prego. Pare una stella che è caduto dal cielo, desideri tu. Cammina e mi pare una fotomodella che sfila per me. Ma come ha fatto mamma a te fa nascere così? Tutti quanti fanno a impazzire, ma nessuno ti dice così. Sia più bella, guaglione da quartiere mio,
occhi e capelli non sono, questo per me sì, non esiste nessuno più esagerato di te, il tuo corpo sensuale, oh sai mi fa morire, bella che non mi pare bene, ma si ti tocca si reale, e tu volessi con me, sia più bella, guagliona, da guarda tirami, e facci ogni cosa, facci con te. Quando sono ogni notte mi uscito scondendo che non sta insieme a me. Sono ridotto malissimo, sono innamorato e non può mancare a me. Ma come ha fatto mamma a te fa nascere così? Tutti quanti vanno a impazzire, ma nessuno ti dice così. Sei più bella, guagliona, da quartierami, occhi e capelli non sono, questo per me sì, non esiste nessuno più esagerato di te, il tuo corpo sensuale, oh sai mi fa morire, bella che non mi pare bene, ma si ti tocca si reale, e tu volessi con me, sia più bella, guagliona, da guarda tirami, e facci ogni cosa, facci con te, guagliona, da guarda tirami, occhi e capelli non sono, questo per me sì. Bellissimo questo brano, sia più bella, uno di quei brani che proprio ti resta nella mente, che tu lo ascolti una volta e poi passeggi cantando questo brano veramente. Però io vorrei dire una cosa a Gaetano: hai fatto veramente un ottimo lavoro, cioè sia quello discografico che anche dei video, diciamo veramente dei video bellissimi, curati nei minimi dettagli. Già. Parliamo di Fabioli Greci, che è un ragazzo veramente in gamba nel suo lavoro. Niente che dirti, Fabio, complimenti da parte nostra e anche da parte di Gaetano. Adesso io proporrei di ascoltare questo sesto brano, che è stato scritto da un altro autore, un ragazzo che È di Taranto. è di Taranto, questo Un bacione a ragazzo, questo lo salutiamo, salutiamo tutta la bellissima Taranto, e lui si chiama Nicola Mattesi. Ciao Nicola, è possibile che ci stia guardando, magari, che ne so, la diretta Facebook Sicuramente. o collegato, perché voi ce lo sapete che abbiamo la nostra applicazione di Bella Radio e potete seguirci da tutte le parti del mondo. È un bel po' che non dicevo queste cose e quindi, diciamo, devo fare, come dire, come si dice, amore? Devo fare un reset mentale, ecco. Detto questo, ascoltiamo questo brano che è il sesto in classifica nel tuo lavoro discografico Esplosione d'amore. Vorrei dire che ha preso il nome del CD. Vero, stavo notando questa cosa. Proprio questo brano ha dato titolo al tuo lavoro discografico, che si chiama Esplosione d'amore. Gaetano Infantino, prego. Ma stasera giuro mi fai morire,
sai tu, non ci sta più malo tempo. Si narcobalene come il colore. Basta una parola per mi far cantare. Mi notizie sicuro ma sei più. Ma tocco queste mani e mi porto paradiso. E le labbra baciare fino a domani. È un'esplosione d'amore che mi affligge sto cuore. Si piange di divisi, siamo passati. Ma dove non mi dici, non mi faccio sentire. Più importante del mondo, oggi l'universo. E mi regala pure mille emozioni tu. E piano piano entrati dall'anima. Ma quest'estate con te mi voglio divertirti. Consumare pace che tu c'è stato solo sarà. Che bello anche questo brano scritto da Nicola Mattesi, ricordiamolo, diamo sempre a Cesare quel che è di Cesare, diamo merito a che è giusto dare merito, veramente un bel brano e mi fa piacere che hai scelto questo titolo per dare nome al tuo CD perché è un brano che comunque ti coinvolge. Io direi, Vita, di andare avanti. Scusatemi, io sono abituata a chiamare mio marito Vita, quindi diciamo sì, andiamo avanti, ascoltiamo gli altri due brani. Sì. Allora, sta per arrivare l'ospite di Gaetano Infantino, che lui diciamo ha voluto fortemente la sua presenza e tra un po' lo scoprirete insieme a noi. Nel frattempo noi ascoltiamo gli ultimi brani di Gaetano perché poi io voglio riascoltare quella famosa O telefono e fa tutto. Io la voglio riascoltare questa canzone e intanto ascoltiamo il settimo brano che si chiama Tu sei scordato e chi sta amore, che ha scritto sempre Fabio Ligreci. Fabio, tu ci sei sempre, cioè nel senso che c'è sempre tra i lavori di Gaetano, questo volevo dire. Va bene, detto questo io direi di ascoltare questo brano e poi lo commentiamo insieme, va bene? Gaetano Infantino. Si scordate chi sta amore, ha già saputo che si asciuto insieme a nato. In poco tempo ti hai scordato tutto quello che c'è stato, anche se riempi il tuo cuore d'orgoglio. Ma se sbagli lo sai che non torno. Lo so che tu non capisci niente, capisci ciò che vuoi e resti indifferente. E tu che ti credi di essere tu a padrone chi sta vita mia, ma non hai capito che non mi importa più niente di te. Non mi importa più niente di te. Hai già saputo che ti sei scordato chi sta amore, hai già saputo che si asciuto insieme a nato. In poco tempo ti hai scordato tutto quello che c'è stato, tutto quello che c'è stato. Tu forse non l'hai capito, non l'hai voluto. E sta storia è fornuta, sta storia è fornuta. Si scordate chi sta amore, ha già saputo che si asciuto insieme a nato. In poco tempo ti hai scordato tutto quello che c'è stato. Ha già saputo che si scordate chi sta amore, ha già saputo che si asciuto insieme a nato.
poco tempo di scordate tutto quello che c'è stato. Oggi saputo che si scordate chi sta amore. Oggi saputo che si è asciutto insieme a nato. In poco tempo di scordate tutto quello che c'è stato. Ancora una volta, allora questo brano che si chiama Così scordate chi s'amore, pure dal video non sembrava proprio questo video un po' osè. Salutiamo la ragazza, come si chiama? Erika. Ciao Erika, veramente in gamba. D'altronde questa è l'epoca, ragazzi, e questo è il genere musicale dei giovani che va, e anche il modo, diciamo, di fare i video musicali un po' è diventato oggi questo, va bene? Questo video così un po' spinto, però dai, ci è piaciuto, ci è piaciuto. Adesso abbiamo in scaletta l'ultimo brano, l'ottavo, che prende titolo Song e Guaglione alla strada, che ha scritto sempre, qua ci sta sempre, il maestro Gianni Luna, giustamente diciamo sempre, perché la maggior parte dei brani sono stati scritti tutti, praticamente 6 e 1 da Nicola Mattesi e uno da Fabio Ligreci. Fabio, sei stato pure tu in gamba, diciamo, con questo brano, dai, ti sei dato da fare. Ascoltiamo questo brano nell'attesa che sta arrivando l'ospite, che si chiama Song e Guaglione alla strada, e lo dedichiamo sempre a tutto il nostro pubblico di Bella Radio, che sicuramente in questo momento ci sta ascoltando tramite la radio, ci sta seguendo tramite il canale 75. Vi ricordo sempre che potete seguirci anche tramite la nostra applicazione, la scaricate sul vostro cellulare, Bella Radio TV. L'applicazione si vede e si sente benissimo, ovunque voi siate potete comunque raggiungerci, va bene? E che dire, ascoltiamo questo brano, Gaetano Infantino. Prego. Amici e nemici, se vanno bene e sta girando, e sono rispettato in te quartiere, ma tu sono nato e sono cresciuto. E non ti scordo la casa, sapendo che è tutto sbagliato. E qual è il problema? Ma la vita che fanno non si arrendono mai. Are ormai non si torna e non vanno tornare. Papa ne sbaglia, anche guaglione la strada senza paura ti sanno affrontare. Girano insieme ogni notte che motociclette non vanno tornare. A casa prima che schiamare giorno e trovano una mamma alla spoletta. Casa è una vita che fanno, ma loro sono nati e cresciuta così. Che tradisce, tengono sempre l'occhio aperto e poi esordi da sacca e bello vissuto, quando guaglione sanno amore. Sanno che è tutto sbagliato. E qual è il problema? Ma la vita che fanno non si arrendono mai. Are ormai non si torna e non fanno tornare. E poi non sbaglio che fa. La strada senza paura ti sanno affrontare. Girano insieme ogni notte
Avanti sempre per Gaetano Infantino e questo brano che abbiamo ascoltato, che parla un po' dell'attualità, di quello che c'è in giro per la strada, di questi giovani. Ragazzi, mi raccomando, fate i bravi. E intanto io volevo fare una domanda a Gaetano, intanto che aspettiamo questo ospite, adesso nell'attesa dell'altro brano, volevo sapere se frequenti la scuola, se sei bravo. Certo. Gaetano frequenta la scuola. E che scuola frequenti? Diciamolo, dai. Io faccio l'alberghiero. L'alberghiero, quindi sei al secondo, al terzo? Terzo anno. Al terzo anno. E che cosa hai scelto? Vorrei diventare un futuro chef. Quindi Un futuro chef. Ho scelto cucina. Secondo voi ce la farà Gaetano? Io dico che ce la farà. Sembra di sì, tu che dici Vite, ce la farà? Penso di sì, facciamo un in bocca al lupo a Gaetano per la sua scelta scolastica ovviamente. Ma che cosa vuoi? Si dice che mangiare fa bene, rende felici, lo vedi questo giovane? È bello magnà. Allora magari poi la prossima volta che organizzerai uno special lo faremo anche con Ignazio e la tastiera, visto che sei così bravo, e canteremo qualcosa dal vivo e ci regalerai magari anche qualche classico, qualche brano che non è tuo, proprio per farti conoscere al meglio dal pubblico di Bella Radio. Certo. E non solo. Adesso è il momento di ascoltare questo brano che io amo particolarmente. Ragazzi, mi dovete dire se ho ragione, dovete ascoltare questo brano, è troppo carino, anche se l'avete già visto nella sigla iniziale. Io vi consiglio sempre di andare su YouTube nel nostro canale Flash Music Channel 1, cliccare Gaetano Infantino o telefono è fatto tuo, ascoltate e condividete, prego. Giuro che mi fa male il cuore quando mi fai sti cose, mai precisa un appuntamento, non mantiene una parola, mai. E per amore io non parlo mai, ma son che sempre zitto, ma stato a corto pure bene più grande, come la cosa può asciutta all'improvviso e fornire. Amore, e sto telefono fa sempre tu, sempre che vado giuro non ci faccio più, così compagno dove stai sempre a parlare e non ti posso mai chiamare, perché il telefono fa sempre tu, e resta solo perché tu non scendi più, qualcuno mi fa scema, e tornato che ancora, ma poi a camera per ora, tu ti torni a cominciare, e sto telefono fa sempre tu, la mattina a mezzanotte, e non ti dà troppo sta cosa, se poi si spezza e poi fornisce, a perché io te lascio sola, e poi non ti perdono mai, e per amore io non parlo mai, ma son che sempre zitto, ma stato a corto pure bene più grande, come la cosa può asciutta all'improvviso e fornire. Amore, e sto telefono fa sempre tu, sempre che vado giuro non ci faccio più, così compagno dove stai sempre a parlare e non ti posso mai chiamare, perché il telefono fa sempre tu, e resta solo perché tu non scendi più, qualcuno mi fa scema, e tornato che ancora, ma poi a camera per ora, tu ti torni a cominciare, e sto telefono fa sempre tu, la mattina a mezzanotte. Perché il telefono fa sempre tu, e resta solo perché tu non scendi più, qualcuno mi fa scema, e tornato che ancora, ma poi a camera per ora, tu ti torni a cominciare,
Fatto tu, è il finale interminabile, bellissimo, però devo dire, ragazzi, a me piace veramente troppo questa canzone perché è così gioiosa, e poi c'è questo finale simpatico di lei, pronto, lui poi si è stancato e l'ha mandata a quel paese e giustamente lei nel video è rimasta un po', come dire, perché mi dice queste cose, veramente troppo carino. Vi ricordo il lavoro discografico di Gaetano Infantino che si chiama Esplosione d'amore, all'interno potete trovare questo brano posizionato alla numero 6, Esplosione d'amore. Vi ricordo, se vi fa piacere potete acquistare il CD anche online, potete chiamare la Flash Music se volete magari una copia di questo CD, e se volete potete ascoltare la musica di Gaetano Infantino sempre nel nostro canale Flash Music Channel, ve lo ricordo sempre per chi non avesse potuto ascoltare. Sì, ci ha riconosciuto. E intanto io vi vorrei ricordare che la replica di questo programma andrà in onda giovedì alle 21. Questo è un servizio speciale che offre Bella Radio ai fedelissimi di Bella Radio TV, va bene, per i suoi ospiti. Gaetano, questa è la prima volta che tu fai uno special insieme a noi, però sei stato ospite in qualche mia trasmissione, io mi ricordo. Questo è il primo, magari forse di una lunga serie. Non so se è arrivato il nostro ospite, è arrivato, sì, però intanto, quando non lo sappiamo, intanto io direi di riproporre ancora qualche brano di Gaetano, visto che c'è tempo, c'è una richiesta, sì, e ne riascoltiamo un altro. Io non so, quale vogliamo fare ascoltare? Uno che ti piace in modo particolare, dai, scegliamolo insieme. Facciamo Se scordate chi sta morendo, Fabio. Quella di Fabio. Rivediamo questo video un po' piccante e ringraziamo sempre Fabio Ligreci per il servizio svolto per il nostro amico Gaetano Infantino. E che dire, ci vediamo tra un po'. Prego. Se scordate chi sta amore, ha già saputo che lasciato insieme a nato, un poco tempo ti scordate, tutto quello che c'è stato, anche se riempi il tuo cuore d'orgoglio, ma se sbagli lo sai che non torno, lo so che tu non capisci niente, capisci ciò che vuoi e resti indifferente, e tu che ti credi di essere tu, a padrone chi sta vita mia, ma non hai capito che non mi importa più niente di te, non mi importa più niente di te. Hai già saputo che si scordate chi sta amore, hai già saputo che si asciugato insieme a nato, in poco tempo ti scordate tutto quello che c'è stato, tutto quello che c'è stato, tu forse non l'hai capito, non l'hai voluto, e sta storia è fornuta, sta storia è fornuta. Se scordate chi sta amore, ha già saputo che si asciugato insieme a nato, in poco tempo ti scordate, tutto quello che c'è stato, ha già saputo che se scordate chi sta amore, ha già saputo che si asciugato insieme a nato, in poco tempo ti scordate, tutto quello che c'è stato, ha già saputo che se scordate chi sta amore, ha già saputo che si asciugato insieme a nato, in poco tempo ti scordate, tutto quello che c'è stato. Eccoci qua, abbiamo riascoltato questo brano e rivisto questo video. Io non so se tu l'hai fatto per rivedere il video o per riascoltare il brano. Ho dato il microfono al nostro artista, che è arrivato l'ospite
che giustamente Gaetano stava aspettando con tanta ansia, è arrivato e tra un po' ve lo presenteremo insieme, parleremo con lui dei suoi nuovi progetti. Intanto vogliamo ringraziare tutti coloro che questa sera hanno deciso di stare in nostra compagnia e che ci hanno seguito con piacere. Vi ricordo la replica sempre giovedì alle 21, la replica di Gaetano Infantino, e poi se tra qualche giorno voi vorreste rivedere questa puntata potete farlo anche nel canale YouTube di Bella Radio TV, cliccando semplicemente Bella Radio TV. Lì c'è una bella lista infinita di puntate, potete scegliere di guardare tutte le puntate che volete perché lì troverete il mondo. Poi volevo anche dire che siamo in prossimità delle feste natalizie, facciamo un augurio perché non so se con Gaetano ci rivedremo prima del Natale, è possibile perché pensiamo di organizzare qualche puntata con tutti i nostri flashini, una puntata natalizia ovviamente come ogni anno abbiamo sempre fatto, va bene? Quindi questo è uno spoiler che vi sto dando io di mia spontanea volontà e a breve poi vi daremo delle informazioni più precise. Detto questo, chiamiamo questo ospite di cui vi ho parlato per tutta la serata. Lui è un nostro concittadino palermitano o non so di Monreale, ce lo dirà lui se è nato a Palermo o se è nato lì. Comunque lo conoscete, è super conosciuto perché lui è ormai un artista affermato, ma non solo nella nostra bella Palermo e nella nostra bellissima Sicilia, ma anche oltre. Lui ha lavorato fuori e si prospetta una bella tournée in America e ce ne parlerà sempre lui. È un autore, un cantautore, adesso si arrangia anche un po', lo chiamiamo con un grande applauso, Gianni Pirozzo. Eccolo qua, ciao Gianni! Benvenuto! Ciao! Gianni, Ciao! benvenuto. Ecco lì, Gianni. Non c'è bisogno del gelato perché già sono microfonato. Io non avevo dove appoggiarlo il gelato. Io volevo fare gli auguri innanzitutto a questo ragazzo, nuovo emergente, che per il suo nuovo lavoro discografico, il suo primo Gianni. Grazie. Il suo primo lavoro. Ovviamente facciamo i complimenti al maestro Ignazio Caracausi, che adesso è diventato, diciamo, l'altra mia metà. È vero. A livello lavorativo ovviamente parliamo, Laura, non voglio... no, non ti preoccupare, non ci sono problemi. Allora, intanto io con te voglio salutare la tua dolce metà Ilenia, i bimbi. A casa, tutti un i bacio ragazzi. grande. E Gianni, stavamo dicendo nell'attesa che tu eri in macchina e stavi arrivando, che ti aspettavamo con ansia perché dobbiamo presentare un nuovo progetto che è uscito. Sì. È uscito? No, ancora no, perché appunto volevo dire questo, non troviamo la ragazza, infatti io adesso metterò l'annuncio, mi serviva una ragazza immagine. Sì. Siamo solamente pronti per fare il video e poi uscirà il Quindi video. diciamolo ragazze, se vorreste partecipare al videoclip ufficiale di Gianni Pirozzo potete contattarci Anche Ignazio Caracausi. potete contattarci anche nelle nostre pagine o contattare direttamente Gianni Pirozzo nella sua pagina Facebook per candidarvi alla realizzazione di questo video musicale, peraltro di un brano meraviglioso che Gianni ha voluto fortemente rifare, un brano di un grande artista internazionale. Ovviamente parliamo di Gigi D'Alessio, e riarrangiato dal maestro Ignazio. Una versione molto bella, devo dire, molto veramente bella, molto originale, mi piace tantissimo, ha fatto bella. un ottimo lavoro, anche se non c'erano dubbi. Se non c'erano dubbi, poi devo dire, io l'ho ascoltata, ha una bellissima sonorità questa canzone. Bella, molto e io bella. vi consiglierei di ascoltarla con attenzione e se poi vi fa piacere potete lasciare anche un commento magari sotto la diretta, Certo. è un vostro parere, fateci sapere cosa ne pensate. Questo brano che si chiama Mezz'ora fa. Mezza bugia, questa è mezza bugia abbiamo fatto e vogliamo dedicarlo a tutti i belli di Bella. Non so se hai qualcosa da aggiungere. No, io volevo solamente salutare Mariuccio di Cristina che ci sta Ciao seguendo Mario, da casa. Grande. Mi scuso se mi sono assentato in qualche partita. È perché altrimenti magari se dimagrisci Perché mi abbiamo hanno fatto paura, giocare anche no? a pallone. Salutiamo il tuo manager che è la tua ombra che Paolo ti Agliello è sempre presente, Paolo Agliello, lo qui con salutiamo. me, il mio grande papà che è al lavoro e non è potuto venire. Buonasera, lo salutiamo, saluto anche la tua mamma che peraltro ho trovato una persona veramente dolcissima. Signora, buona serata. Grazie. E ascoltiamo questo brano meraviglioso che Gianni ci vuole riproporre. Gaetano, che ne pensi? Sei contento? Emozionato, ecco. Dai, lasciamolo cantare e poi ne parliamo. Va bene? Grazie, Gianni grazie Pirozzo, ancora. Prego. Nosso
depois começa em paraíso e santa Dio vuole trasfidare mi scanno tutte femmine più belle come fosse da pace ti sapetto inventare posso luce dandomi se stelle e ho solo di trovare per scarafare ho fidato con la stanura vanno sfotto la mezzo per far morire niente più tu puoi fare belle nottate sta appicciata una che è innamorata sei Mariale peccata ma non vai da racciarato nemmeno stasera non vanno da me amore mio se tu non t'annamori mai a colpo tu nessuno voi tu non lo sai tranquillo in un anno fa quando fa nascere così bella e cattivo come sì se reggiretta il cielo mezzo nuvole faccio bella pesanti l'essere tu ma mi vai a convincere solo a Gesù ma faccio contare solamente se io non doveva sposare porta la mano amore mio ma se non mi santi a Dio raccontando sta mezza bugia non dovessero stare a mezz'ora stasera amore volesse sai in cielo fermando mando luce batta sì dicendo che la mano non ti ha datemi l'indomare e scegli esatto portava tu fa belle nottate ad sta appicciata una che è innamorata tu sei Mariale peccata ma non vai caracciato nemmeno stasera rubando da me se tu non t'annamori mai a colpo tu nessuno tu non lo sai tranquillo in un anno fa nascerà così bella e cattivo come sì se decidete il cielo mezzo nuvole faccio bella pesanti d'essere tu ma mi vai a convincere solo a Gesù a volte con la peppa c'è del mare che c'è stato bello ma faccio contare solamente se io ti doveva sposare porta la mano amore mio ma se non mi santi a Dio raccontando sta mezza bugia non volesse restare a mezz'ora stasera Grazie. Gianni Pirozzo e questa sua versione personalizzata di questo brano magico che si chiama Mezza Bugia, ragazzi. Sono arrivati. Ha presto il videoclip. Ha presto il videoclip, ragazze.
candidatevi per questo video meraviglioso che si realizzerà ovviamente insieme a voi. Per chi volesse presenziare al video ufficiale di Gianni Pirozzo, ovviamente stavo dicendo, mentre tu cantavi sono già arrivati i primi complimenti per questo brano, per questa tua versione. Si sono complimentati anche per gli arrangiamenti, per la sonorità, per la tua voce meravigliosa, e volevo dirti, effettivamente veramente hai fatto un'ottima scelta. Come mai hai scelto di cantare questo brano, peraltro molto difficile anche? Ero in viaggio, sì, ovviamente facendo molta strada, perché noi partiamo spesso, sai, Cirignola, e anche perché c'è il maestro Ignazio. Mi ero appassionato ad ascoltare brani di Gigi D'Alessio. Ho ascoltato questa, ascoltando questo brano mi è venuta la voglia di rimetterla di nuovo. Hai fatto bene. L'ho ascoltata 2 o 3 volte, ho detto al maestro, ho messo stop, ho detto maestro, secondo me questa noi la dobbiamo rifare. Ma ricordiamo che questo brano è stato suonato tutto dal vivo, è stato arrangiato e mixato da Ignazio Caracausi, e poi le batterie suonate dal Carmine Napoletano, cui mandiamo un grosso bacio. Salutiamo. Le chitarre di Lorenzo Piraino. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo. E ovviamente, ragazzi, parliamo di un arrangiamento tutto completo. Dimmi, amore. Il basso Davide. Ciao Daviduccio. Ciao Davide. E che dire, adesso noi ascoltiamo qualche altro brano, ovviamente. Sì, il maestro già sa cosa, ormai lui... Mentre tu cantavi sono arrivati i messaggini al nostro numero WhatsApp, mi sembra giusto leggerli visto che dico sempre mandate i messaggini, e qua c'è scritto: buonasera, vorrei salutare Alessio Settecase, se potete dedicare una canzone da parte della sorella Rosi. Ciao Alessio. Poi ne abbiamo un altro sempre da parte del cognato Federico, sempre per Alessio. Ciao Alessio. E un altro sempre lui. E poi c'è una richiesta per Gaetano, che poi leggerò insieme a lui. Volevano un bis per la canzone Facciamo amore, la facciamo poi in chiusura con Gaetano, va bene? Allora, Ignazio sa già tutto, io vi lascio con la meravigliosa voce di Gianni Pirozzo e poi commenteremo insieme, va bene? Gianni grazie, Pirozzo, a dopo. Prego. Perfetto, tu bella da infarto, diventi un dormento, cammini dentro, tu cammini in te veno, sin un desiderio, che fa bene o buono. Dove vai? Non andare via, ti prego, resta ancora qui con me. Tu sei illegale, quando ti spogli sta nessuna pressione. Particolare.
Grazie mille. Tempo che aspettiamo il maestro. A luna. È bello la diretta, vai maestro. Perché non ricordiamo più. Non ti preoccupare. Senza di te che mi passa male veramente, io ti giuro, tu mi hai cagnato e fatto meno da persona, ma già imparato a volere bene solo a te. Senza di te non posso stare senza sti vasi tuoi carannave, quando mattina accarezzando mi scende, ma innamorarsi una decina volte te. Come sei bello amore mio stasera, tu sai che bella stella tutto cielo, che ora l'ora già ti sta invidiando, perché non stai là in coppa ma mi stai abbracciando, non mi ancora una dopo che bene, che mi pare di rinda st'occhio tuo, mia cara via. Io ti scusassi ancora una volta, oggi bisogna solo di te per tutta la vita, solo se ti guardo sbatto cara, solo insieme a te mi sento più felice, se non esistessi io per il mazzo, insieme a Dio e ci dicessi voglio a tenere. Tu come me non sei mai stata innamorata la prima volta, a dentro letto insieme a me ci fai amore come te voglio, come sei bella amore mio stasera, tu sai che bella stella tutto cielo, che pure la luna già ti sta invidiando, perché non stai là in coppa ma lo sta abbracciando, non mancano da dopo che bene, ma mi pare di rinda st'occhio tuo, cara mia. Io ti scusassi ancora una volta, oggi bisogna solo di te per tutta la vita, solo se ti guardo sbatto cara, solo insieme a te mi sento più felice, se non esistessi io per il mazzo, insieme a Dio e ci dicessi voglio a te. E se tornassi a nascere, io una volta scegliessi a te, e come ha scritto il grande Totò, a sera quando solo se ne trasa e dà consegna a luna per la nottata, le dice di entrare orecchia, io vado a casa. Ti raccomando a tutte innamorate, io ti sposassi ancora una volta, oggi bisogna solo di te per tutta la vita, solo se ti guardo sbatto l'ora, solo insieme a te mi sento più felice, se non esistessi io per il mazzo, insieme a Dio e ci dicessi voglio a te. Amore mio, se non esistessi io per il mazzo, insieme a Dio e ci dicessi voglio a te.
Grazie, questo da te. Gianni Pirozzo e la sua magia con questo brano meraviglioso che si chiama Mandamuras sempre te, scritta da Emanuele Marcellino. Ciao Emanuele. Ciao Emanuele, veramente complimenti sia all'autore che al cantante e all'arrangiatore. Ragazzi, se mi posso permettere, Gianni, io non conosco tutta la tua discografia, però tra tutte quelle che ho sentito, io credo che questa sia proprio all'apice. Dopo Un amore impossibile c'è Un amore impossibile, adesso devo ascoltarlo, l'ascolteremo per forza, ma questa è una bellissima canzone d'amore che ogni donna vorrebbe sentirsi dedicare, e io vi consiglio di dedicarla, ragazzi. Utilizzate il suono con questo brano meraviglioso e dedicatelo alla vostra amorosa. Sono pervenuti studi complimenti direttamente da Bella Radio TV, appunto per questo brano meraviglioso. Adesso dobbiamo annunciare una cosa veramente bella per Gaetano. A gennaio Gaetano comincerà il suo nuovo progetto discografico. Non vorrei dire che proprio mi mena, insomma, il disco è appena arrivato, però cominceremo a lavorare ai nuovi progetti di Gaetano, tra questi progetti ci sarà un bellissimo duetto con Gianni Pirozzo, era il suo sogno, poteva mancare. E Gianni ovviamente sempre umilmente non si è rifiutato, perché voi sapete Gianni è un grande e dà sempre una mano a tutti i giovani, è una cosa bellissima che ti fa onore, Gianni, devo dire. E niente, vi ricordo questo appuntamento, poi quando sarà il momento magari faremo un altro special. Vi aggiorneremo ovviamente. Sì, vi aggiorneremo, faremo un altro special, lo presenteremo sempre qui presso lo studio di Bella Radio TV. E intanto io direi di ascoltare questo brano di Gianni Pirozzo, Un amore impossibile. No. È a luna. A luna, prendiamo la luna e l'ascoltiamo, dai. Bellissimo brano, tra l'altro, scusami Laura, scritto da Gianni Fiorellino. Da Gianni Fiorellino, niente poco di meno che il maestro Gianni Fiorellino, che veramente con questo sei al top. Ascoltiamo questo brano, va bene? Gianni Pirozzo. Allora. Grazie. Come due completi sconosciuti, giusto in Parigi raffornuto, e fare sto velo ancora a noi. Tutto può cambiare in un momento, vedo le tue immagini e sto male. Cosa abbiamo fatto per distruggerci? Siamo voluti nascere e poi crescere. A luna caduta in campo terra, eri tu che mi passava, eri tu che mi giurava. Cammina per un campo luna, ero morto tu e non è male da si rigneva. Una storia non ha mai una fine, se nel cuore è conservata non riesce a cancellare. Eppure noi siamo per noi da niente, come ti voglio perdere la strada, siamo addoventato d'ogno. A luna si è appicciata in cielo, ma sto cuore tu si asciuga, come su cava asciuga. Un bacio sul tuo viso, un addio e a stare sui pareti, ci hanno lasciato a reveto ogni pure ogni parola, ogni
mi sono lasciata vedere. Appicciato dentro cielo, a sto cuore tu sei asciutto, come sono asciutto la te. Le parole siamo andati via, 2 minuti un bacio E un addio. e l'una non si più. Grazie. Che bello anche questo brano. Questo brano per me bello. Vieni Gaetano, mettiamoci un po' più al centro, ecco qua. Questo brano che abbiamo ascoltato, scritto da Gianni Fiorellino, Alunna, giusto? Alunna, bellissima. Allora, vi consiglio sempre di andare a cliccare su YouTube. Gianni Pirozzo, facciamo la foto per i belli di Bella. Fatta maestro, ecco qua. Allora, voglio ringraziare Gianni per essere venuto questa sera qui insieme a noi. Grazie a voi per l'invito. Per essere stato insieme a noi, ovviamente insieme ai belli di Bella, per averci regalato la sua meravigliosa musica e la sua splendida voce. Io ti do appuntamento ad un prossimo, Magari uno special. Oppure ad una prossima puntata che magari realizzeremo noi qui in prossimità delle feste natalizie, come ho già Certo. detto poco fa. Ragazzi, Magari con un bel cappellino. magari con un bel cappellino, magari con l'alberello, dai, ormai siamo veramente in prossimità delle feste natalizie. Che dire, Gianni, grazie. Grazie a voi e tantissimi auguri ancora Gaetano. Noi ci vediamo molto presto. Laura, grazie Ciao, sempre. Gianni Maestro Pirozzo, Ignazio. grazie mille. Gianni Pirozzo, ci sta l'applauso. Allora Gaetano, nel frattempo che Gianni si è esibito sono arrivati i messaggini ed è arrivata una richiesta per un tuo brano che già hai cantato, però hanno chiesto il bis su questo brano che è Facim Amore, che l'ha scritto sempre Gianni Luna. Lo riascoltiamo con molto piacere. Questo è l'ultimo brano che Gaetano canterà qui in studio e poi vedrete anche la sigla in finale, sempre quel brano famoso. Però ci vediamo dopo per i saluti. Intanto ascoltiamo Facim Amore e lo dedichiamo a chi ci ha scritto. Va bene, un bacio grande a tutti voi che ci avete scritto. Gaetano Infantino. In coppa parella, che bene che mi fai sento, ho respiro tu che parla, sottovoce di tuo cuore, ad unisci un amore, mai è stato importante così, mamma mia non sto capendo niente, bella, tiri sui tuoi capelli, e mi fai sta male bella, come una stella di cielo, questa carena è tu, se ho desideri mio, ho sono che volessi realizzare, facciamo amore come pazzi e te, e mano tante e mano mi sembra già carezza, a capo tu mi fai bene già, il tuo corpo provocante non mi fa pensare, che stiamo sbagliando, ci stiamo scordando, a st'amore non ci appartiene, facciamo amore come pazzi e te, ci scordiamo tutto il mondo esistiamo solo noi, di troppo caro, ma facci pazzi, tu mi piaci da morire, si diversa, si più bella, si mi passa d'occhi stella, e mezze stelle ci stai tu, e non fornisci più, che sarà amore insieme a te, facciamo amore come pazzi e te, e mano tante e mano mi sembra già canezza, a capo tu mi fai bene già, il tuo corpo provocante non mi fa pensare, che stiamo sbagliando, ci stiamo scordando, a st'amore non ci
Gaetano e Facim, amore, questo brano che è stato richiesto veramente molto bello, mi è piaciuto, anche il video è bellissimo. Poi la ragazza peraltro è stupenda, devo dire, l'ho trovata incantevole, sembrava una statua, una bambolina messa lì. Allora, mi sono scordata di dirvi che quel numero che vedete lì, bello sulla schermata dove c'è scritto per contatti artistici, è il numero per poter rintracciare Gaetano Infantino, per farlo pervenire alle vostre feste. Magari se vi fa piacere e volete l'esibizione di Gaetano Infantino, basta semplicemente chiamare quel numero lì, che è il 327 2576 085. Va bene, detto questo, noi siamo giunti al termine, quindi la serata si chiude qui. È stato un vero piacere stare in compagnia di Gaetano, è veramente un ragazzo educatissimo, dolcissimo, ha una famiglia alle spalle, veramente una famiglia per bene. Io li ringrazio soprattutto per aver scelto la mia presenza e niente, voglio ringraziare tutti i belli che ci hanno seguito, tutti coloro che hanno scritto. Ragazzi, sono pervenuti in studio tantissimi messaggini per il signor Sette Case, non mi ricordo, per Angelo Sette Case, ti saluta la mamma, papà, cognato, tutti quanti hanno scritto. Poi sono pervenuti tanti messaggini anche per Gaetano, salutiamo tutti coloro che hanno scritto, zii, nonni, cugini, avevano richiesto anche un altro brano che non mi ricordo, però siamo già fuori dai tempi e quindi facciamo adesso la sigla sul finale e se Gaetano ha qualche saluto da fare in particolar modo lo facciamo. Vorrei salutare tutti gli amici che mi stanno ascoltando, vorrei salutare tutta Gela, tutta la Sicilia, tutti gli spettatori che ci stanno guardando e un bacione ai belli di Bella. È arrivato un messaggino in particolare scritto da Gela, però non mi ricordo il tuo nome, perdonami, e facevano i complimenti sia a te che a Gianni Pirozzo e grazie per aver scritto. Mi chiedevo se i tuoi compagni ti hanno seguito questa sera. Penso di sì. Pensi di sì, poi fateci sapere cosa ne pensate, va bene. Detto questo, io direi di dare la buonanotte a tutti i belli di Bella. Grazie Gaetano, è stato un piacere. Manina, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, buonanotte belli di Bella, ciao. Bellissima stasera, giuro mi fai morire. Occhi blu come mare, bianco come stella. Un sorriso fa luce nella via dell'amore. Anche quel carattere particolare. E mi pigli si mano e mi porto paradiso. E le labbra baciare fino a domani. C'è un'esplosione d'amore che mi affligge sto cuore. Si pianto di me vedi, siamo passati. Quante parole mi dici, ma mi faccio così. Più importante del mondo, così l'universo. E mi regala pure mille emozioni tu. E piano piano trasferì dall'anima. Ma quest'estate con te mi voglio divertirti. Ultimamente mi faccio più dolce da tu sarà. Ma quando ci sei tu non ci sta più malo tempo. Si narcobalene come il colore. Basta una parola per mi far cantare. Mi ipnotizzi sicuro ma sei chiuso. Come tocco si mano e mi porto il paradiso. E le labbra baciare